Dovete sapere che in giro per l'Italia ci sono tante piccole piste che meritano di essere scoperte. Oggi parliamo di una di queste. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, che sarà il primo episodio ufficiale di Inside the Racetrack. Anche se c'è da dire che l'episodio 0, per chiamarlo così, è stata la guida all'Afric Kart Indoor che vi lascio nelle schede. Ma di cosa stiamo parlando? Inside the Racetrack è in sintesi un rebranding delle care e vecchie guide alla Like Sir che tanto successo hanno avuto sul canale. Ma arrivati a questo punto ho preso la decisione di non sfruttare più il nome del buon Luca Salvadori, che di sicuro ha aiutato a raggiungere certi risultati, e di rendere proprio mia questa serie di guide delle migliori piste kart in ambito rental. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare le notifiche, a passare da tutti i social che trovate in descrizione, Facebook, Instagram e le due novità di maggio, ovvero Twitter e Reddit, dove su quest'ultimo potrete condividere i vostri membri in ambito motoristico e le vostre clip migliori che andremo a vedere insieme in live sulla piattaforma Viola. E per non perdere nessun video e nessuna live passate anche dal canale Telegram che trovate sempre in descrizione. Come detto prima, ci sono tante piccole realtà nel mondo delle piste da kart, piste in cui si può sentire ancora la passione per questo sport senza la necessità di avere mega strutture. E una di queste realtà di sicuro è la pista Verde a Casale d'Altivole in provincia di Treviso, una pista che ho avuto modo di vedere per la prima volta in occasione della scorsa tappa di campionato e che devo ammettere mi è piaciuta, sensazione favorita anche dai kart della flotta che personalmente mi sono piaciuti molto alla guida. Non sono i classici Sodì o CRG, ma bensì dei telai intrepidi da competizione adattati con le dovute protezioni al mondo rental. Questo si traduce in un'esperienza di guida molto simile a quella dei kart race in due tempi e con un peso che, per quanto ho potuto percepire, è inferiore ai classici kart rental. Ma adesso è giunto il momento di andare a vedere com'è fatta la pista verde. Ho preso in considerazione il mio best lap della qualifica 47.350, che a quanto mi hanno potuto dire i ragazzi che girano spesso lì è un buon tempo di partenza su cui lavorare. Ci tengo a precisare che quelle che vi dirò sono indicazioni puramente di base, che poi potrete sviluppare e migliorare man mano che andrete a girare in pista. Eccoci sul rettilineo principale per iniziare il nostro giro. Su questa pista può essere importante prendere una scia all'uscita dell'ultima curva perché il primo punto di sorpasso è curva 1, la curva della Croce Rossa, una curva a destra che in qualifica la si può impostare belli larghi per portare tanta velocità di percorrenza. Si stacca l'altezza delle pile di gomma che vedete qui a destra, si lascia scorrere il kart andando a sfruttare in uscita il cordolo della variante Senna e rimanendo belli cuciti per andare ad impostare in maniera corretta curva 3, il tornantino. Da andare ad affrontare anche questo tutto di percorrenza, ma cercando di rimanere in uscita più al centro possibile perché poi c'è subito da impostare curva 4, una 90 gradi a sinistra da fare full gas. Breve a lungo nel quale si può sfruttare anche un po' di scia che ci porta a curva 5, la quadra, una doppia sinistra da fare con un'unica traiettoria. Qui per essere sicuri ho preferito mollare un attimo il gas all'altezza di questa macchia sull'asfalto dove c'è questa piega della pista per poi andare subito flat out andando a toccare i due punti di corda e in uscita sfruttando poco il cordolo esterno. Altro breve a lungo che ci porta a curva 6, il ferro di cavallo, una doppia a destra da fare nella stessa maniera di curva 5, anche se qui un tocco al freno va dato, la si affronta tutta di percorrenza per cercare di uscire quanto più veloci possibile per presentarsi alle ultime due curve. Ovvero curva 7, curva del boschetto, una 90 gradi a destra dove anche qui basta alzare il gas per affrontarli in maniera pulita, andando anche a sfruttare il cordolo in uscita per portare tanta velocità all'ultima curva, ovvero curva 8, la curva rialto, da fare full gas e anche qui si può sfruttare il cordolo esterno per fare meno strada e ritornare sul rettilineo principale per iniziare un nuovo giro. Come detto prima ci sono principalmente tre punti di sorpasso. Il primo è curva 1 dove si può tirare la staccata se si è incollati al kart davanti e con la stessa strategia si può tentare il sorpasso anche in curva 5 e in curva 6. In sostanza è una pista che all'apparenza è semplice ma che richiede una buona pulizia di guida per cercare di avere una velocità di percorrenza ottimale in tutte le curve. I cordoli si possono sfruttare in certi frangenti come per esempio la variante Senna e l'uscita dell'ultima curva, ovviamente senza esagerare perché il fare danni al kart è molto semplice con i telai racing che vengono utilizzati. Abbiamo visto come è fatta la pista, abbiamo visto come sono i kart, adesso è giunto il momento di vedere il risultato finale.
Per questo appuntamento con Inside the Racetrack è tutto, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e che piste vi piacerebbe vedere prossimamente e noi ci vediamo domenica prossima con le qualifiche della quarta tappa di campionato dal Chioggia Kart e preparatevi perché sono state delle qualifiche veramente tirate e ogni domenica per un nuovo video, sempre qui su Vadal Max. Bye bye!